Il Veneto punta alla trasformazione green e alla quasi autosufficienza energetica. Si tratta di una rivoluzione dal valore di 7,3 miliardi di euro che entro il 2030 consentirà alla nostra regione di passare dal 50% al 66% di autonomia energetica, di cui il 43% da fonti rinnovabili, a partire da idrogeno e fotovoltaico. Un bel passo avanti, dato che al 2020 la percentuale del Veneto era del 19,2%. Sul fronte degli investimenti, per 3/4, 5,5 miliardi, sono provenienti dal PNRR, a cui aggiungere una poderosa iniezione da Repower EU, 1,2 miliardi. Residuali invece le risorse statali e regionali. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 10 aprile 2024, la prima notizia del giorno riguarda l'energia, la politica e l'ambiente. Obiettivo autosufficienza, il 43% da fonti rinnovabili entro i prossimi 6 anni. Questo è il titolo dell'articolo di Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo NEM. Veneto, piano da 7,3 miliardi di euro, saranno coinvolti 107.000 addetti. Siamo la seconda regione in Italia per il fotovoltaico. Già adesso qui il superbonus ha un valore pari a 11 miliardi di euro. L'assessore all'energia regionale Roberto Marcato dichiara: alla ZLS il governo ha fatto tutto dimenticando la copertura finanziaria, confidiamo che ci sia all'interno del DEF. Quindi una polemica legata alla zona logistica semplificata di Venezia e Rovigo, che dovrebbe servire tramite una defiscalizzazione, una serie di agevolazioni a rilanciare l'area di Porto Marghera e appunto del Basso Polesine. Ma tornando al piano energia, la notizia si trova anche sul Corriere del Veneto e sul Gazzettino. Allora leggiamo i titoli. Partiamo dal Gazzettino: pannelli acqua idrogeno, fra 6 anni il 43% dell'energia arriverà da fonti rinnovabili. Veneto, ecco il piano da 7 miliardi di euro per ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030. Quindi non solo l'autosufficienza energetica, non solo una questione economica, ma anche appunto un obiettivo ambientale. Il presidente della regione Luca Zaia parla di una grande sfida e responsabilità. L'assessore regionale Marcato invece sottolinea l'aspetto di una sostenibilità anche economica. È come se venissero piantati 148 milioni di alberi. Siamo la seconda regione per impianti fotovoltaici. L'articolo per il Gazzettino è di Alda Vanzan. Vediamo il Corriere del Veneto: energia, un piano da 7,3 miliardi di euro, polo dell'idrogeno anche a Padova. La regione punta sulla nuova fonte pulita e sul fotovoltaico. L'obiettivo è raddoppiare le rinnovabili. Da Terna 1 miliardo per migliorare l'infrastruttura. Si tratta dell'azienda a controllo pubblico che si occupa della trasmissione dell'energia, quindi della gestione della rete. Marcato, puntiamo sull'efficienza energetica e sulla sostenibilità economica del sistema. Zaia, un capitolo è dedicato alla povertà energetica, ma niente superbonus regionali, non è giusto creare false aspettative, dichiara il presidente della regione, e del resto altro non potrebbe fare in una regione che da quasi 15 anni ha rinunciato all'addizionale IRPEF e quindi ha via via ridotto il proprio bilancio, la propria capacità di intervento. Incentivi per le aziende sono previsti per rinnovo del parco mezzi, impianti di biogas e fotovoltaici, pompe di calore, il tutto appunto in questo nuovo piano energetico regionale che sarà finanziato per lo più da risorse comunitarie, fondi PNRR che fanno la parte del leone, 5,5 miliardi sui 7,3 complessivi, poi ancora 1,2 miliardi da Repower EU, come abbiamo visto, e poi risorse statali 226 milioni di euro e sui 7,3 miliardi complessivi di nuovo piano regionale energetico, solo 92 milioni di euro sono di risorse regionali. Il Corriere del Veneto poi
dove l'articolo è di Martina Zambon. Dicevamo, il Corriere del Veneto dà spazio a un'altra notizia sempre in tema di energia, ed è la questione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. I cavi non reggono la tensione, rallentano le colonnine per auto. Rischio incendio, la rete va adeguata alle crescenti esistenze di ricarica. Insomma, è un problema anche questo. Dopo decenni di quieto vivere, la rete elettrica è sotto assedio e paga lo scotto della modernità che avanza. Non solo le emissioni non previste di energia da migliaia di impianti fotovoltaici che difficilmente vengono assorbite, ora anche le colonnine di ricarica per le automobili sono un problema. Spesso infatti l'allaccio alla rete richiede la posa di nuovi cavi e persino di nuove cabine elettriche in grado di gestire il flusso di energia riversato sui punti di ricarica. E poi ci sono una serie di esempi, ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi tornando sui quotidiani del gruppo NEM, dove ancora in tema di politica, ambiente ed energia c'è un'altra notizia che riguarda l'energia idroelettrica. Allora leggiamo il titolo: diga del Vanoi, avanti tutta dal Consiglio, la mozione dell'opposizione non passa. La minoranza sottolinea come il territorio sia a rischio idrogeologico e chiede che si valutino alternative alla maxi diga sul Vanoi, nel bellunese appunto. Dall'altra parte, tra le fila della maggioranza, risponde Cestaro, consigliera regionale leghista, che dice no ad allarmismi e dichiara: prima aspettiamo gli studi. Ma di cosa si tratta? Sarebbe una diga alta 116 metri e un lago artificiale capace di contenere 33 milioni di metri cubi d'acqua, il tutto in un territorio che naturalmente non ha dimenticato la vicenda del Vajont, quindi massima precauzione. Era stata richiesta dai consiglieri regionali dell'opposizione con una mozione che però ieri a Palazzo Ferrofini è stata bocciata dalla maggioranza di Luca Zaia. E quindi, come scrive la giornalista Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo NEM, il Consiglio regionale Veneto tira dritto sul progetto di costruzione di una diga sul Vanoi e con 26 voti contrari e 9 a favore boccia la mozione presentata dall'opposizione con prima firmataria Cristina Guarda di Europa Verde. Due gli interessi confliggenti: da un lato, utilizzando le parole del consigliere leghista Giuseppe Pan, quello di 5 milioni di veneti che bevono l'acqua che scende da quella valle, ma dall'altra parte c'è il timore ambientale in un territorio, e qui si citano le parole di Vanessa Camani, capogruppo del PD, un territorio fragile ad alto rischio idrogeologico. Insomma, una vicenda intricata, quella dei rapporti tra territorio, ambiente, politica, energia in Veneto, ma tutti temi che continueremo a seguire. Nel frattempo proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Ater a rischio default. Alcuni comuni chiedono il pagamento della tassa IMU anche sugli alloggi sfitti. Per Padova sono 1,7 milioni di euro, ma anche a Treviso la cifra è enorme. Cancellata in extremis la conferenza dei presidenti, decisi a protestare. Allora, di che si tratta? Lo scrive Enrico Ferro per i quotidiani del gruppo NEM. Le Ater del Veneto rischiano la paralisi generale con il conseguente blocco delle attività ordinarie e straordinarie, e tutto per l'arcinota questione dell'IMU che ormai da mesi terrorizza le aziende di emanazione regionale che si occupano di edilizia residenziale pubblica, le Ater appunto. Padova e Treviso sono le province che attualmente vedono l'orizzonte più nero, non fosse altro per il conto da capogiro che i comuni presentano. Ater Padova, per esempio, dovrebbe pagare 1.700.000 euro e Treviso ci va vicino. L'assessore regionale con delega alla casa, Corazzari, leghista, dichiara: stiamo cercando di promuovere una soluzione condivisa. Valentino Scomazzon, presidente dell'Ater di Vicenza ma anche di ARAV, l'associazione che raggruppa tutte le Ater, dice: se abbiamo soldi diamo le case, altrimenti si ferma tutto. Il problema è nazionale per via di una norma che individua parte dei nostri alloggi non come alloggi sociali. Nel momento in cui non vengono considerati come tali, i comuni possono chiedere il pagamento dell'IMU, spiega Fabio Nordio, presidente dell'Ater di Venezia e membro della giunta nazionale di Federcasa. Insomma, altra questione irrisolta da parte della regione e altro rischio di esplosione di una bomba sociale in un periodo in cui l'emergenza casa
non risparmia anche il Veneto. Chiudiamo con le ultime due notizie flash, la prima dal Corriere del Veneto in un articolo di Gabriele Fusarpoli: boicottaggio a Israele, no di Padova, bocciata la mozione degli studenti, università, il voto in senato accademico, respinto il tentativo di irruzione al Bo. Ma vediamo l'esito della seduta del Senato: 11 contrari, tra cui la rettrice Mappelli, l'Unione degli Universitari Studenti Per, che aveva promosso la mozione, dice è inaccettabile questo voto, ci riproveremo. E poi durante la seduta dell'organo accademico c'è stata tensione in piazza. I pro-PAL più radicali, scrive il Corriere del Veneto, hanno tentato 2 volte di sfondare il cordone della polizia. Ma torniamo alla richiesta, alla mozione firmata da 6 componenti del Senato accademico. Vediamo di che si tratta. Ieri il Senato accademico dell'Università di Padova si è espresso sulla mozione firmata da 6 membri e promossa dagli studenti dell'UDU per lo stop alle collaborazioni con gli atenei israeliani. Il tentativo di boicottaggio seguiva gli esempi usciti dell'Università di Torino e della Normale di Pisa, dove sono state approvate, sia pure con forme diverse, mozioni che il Corriere del Veneto definisce anti-Israele. L'iniziativa politica è figlia delle tensioni sulla guerra in Palestina e il momentino accademico padovano alla fine ha respinto con larga maggioranza la richiesta degli studenti di sinistra. Infine chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia che riguarda i sondaggi realizzati dall'Osservatorio Nord-Est per il Gazzettino. Governo, il consenso a Nord-Est resta alto con l'incognita Salvini. Leggero calo di consensi per l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma l'opposizione non sembra trarne beneficio. Il leader della Lega è visto come un potenziale problema. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.